Le amministrazioni di tutti i comuni costieri veneti da anni sono impegnate nel ripascimento delle spiagge a causa dell'erosione che il litorale subisce dalle mareggiate. Alla Commissione Trasporti del Parlamento europeo è stato proposto uno studio sulla fattibilità di un progetto pilota per accedere ai fondi messi a disposizione per questo fine. Ancora a luglio dello scorso anno, durante l'incontro che si è tenuto a Chioggia della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, l'assessore regionale Calzavara aveva proposto che in tale progetto potesse entrare la Regione Veneto, la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto e la Camera di Commercio Venezia e Rovigo, sottoscrivendo un protocollo d'intesa, proposta approvata all'unanimità. Tale protocollo comporterà una spesa complessiva di 122.000 euro che verranno suddivisi tra i vari sottoscrittori. La ricerca di un sistema che possa limitare l'erosione del litorale non sarà di facile soluzione, data la conformazione costiera e l'incidenza dei venti e del moto marino. Qualsiasi attività sinergica per giungere alla soluzione del problema o a un aiuto economico per limitare i danni non può essere che ritenuto positivo. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.